E come spazia la rubrica settimanale di Novis dal Monte. Tutti i fogolars furlans dal Monte hanno ospitato la Fiesta delle Patrie dal Friuli dai 3 di aprile, scominciata dall'Australia a Melbourne. Si è fatto fiesta con il Friuli Day, con la messa e gli schiantati dal coro furlan che la fazzintista Lutis Alpinis per finire la mattinata con tungustà dal tipico menù furlan, brovade, musette, luiani, spolente e formati. Il fogolar di Canberra l'ha invece organizzato per giornate un'edite dal lato gin in terra, tirante sulle srivis dal lato, dos grandi bandieris dal Friuli. Presins, i socios fondatori Eligio e Franca Solari e Elke e Lio Galafassi, che dopo 30 anni di presidenza hanno passato l'is Brenis ai FIS. Il 3 di aprile a Rosario, in Argentina, alle colate in Tuncu la fiesta per i 69 anni de fondazione della famiglia Furlane con le celebrazioni organizzate dalla presidentessa Maria Veronica Cominotti. A Santa Fe, invece, il centro di Furlan di Avejaneda l'ha celebrato la fiesta delle patrie dentro dalla 53esima edizione della fiesta provinciale e dalla 36esima fiesta nazionale dal Coton con tanto di corteo in costume tipico Furlan. E i frus dal centro hanno scritto un grande mandi dentro di un laboratorio di mosaico, un'evore partecipate. E Scerin, il capitolo della Fiesta delle Patrie dal Friuli, con le immagini girate dentro dal stadio di Udin, giusto alla Fiesta dei 3 di aprile, con anche un 20 giovani sargentini, ospiti dal Collegio Nazionale Paolo Diacono di Cividata, si sono chiatati con nazionali Ignazio Pussetto e Neuen Perez, prima dalla partita Udinese Cagliari, dulà che l'Udin alla onorata la Fiesta con la vittoria per 5-1. L'ente Friul Palmonte, tutti i fogolars furlans di Australia, Vain per la morte di Pio Giorgio Martin, presidente del fogolar furlan di Brisbane. Martin, originario dal comune di Prat, in Chiarni, dove era nasciuta dal 1947, era presidente dell'associazione dal 2008. La comunità dei furlans Palmonte ha presentato il corotto alle femmine Anita e alla FIE, che è il di Brisbane, è il primo fogolar furlan dell'Australia, fondata il 16 di maggio dal 1956. E si fermina chi anche per sgnotta le dute, vi saltano domani sera, sempre a Snuf, mancul vince. Mandi e buone serate.